Salve tifosi napoletani! Siamo tornati con un altro importante aggiornamento sul nostro amato Napoli. Come sempre, ci sforziamo di portarvi le notizie più recenti e rilevanti. Prima di immergerci in questo argomento emozionante, non dimenticate di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Questa sera a Napoli abbiamo una notizia che promette di scuotere il retroscena del calcio italiano. Secondo le nostre fonti, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno trascorso gli ultimi 2 giorni a Roma discutendo del futuro del Napoli e abbiamo il via libera per un'importante acquisizione, Mario Hermoso. Il Napoli è orientato a fare una mossa decisa verso Hermoso, che è un agente libero dopo il suo addio all'Atletico Madrid. Questa potrebbe essere una mossa economicamente vantaggiosa per noi, dato che Hermoso è un giocatore con esperienza internazionale e versatilità, capace di giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, coprendo una necessità cruciale nel nostro organico. Secondo Ciro Venerato di Rai News 24, 2 giorni di riunioni sono stati dedicati a costruire e definire il nuovo Napoli. La priorità è un difensore centrale, ma Buongiorno costa troppo e Cairo non accetta scambi per Ostigard e Simeone. Il direttore sportivo Manna e Conte hanno quindi un piano alternativo. Questo pomeriggio, Conte e De Laurentiis si sono concentrati sul profilo di Mario Hermoso, che oltre a costare meno di Buongiorno, porta con sé un bagaglio di partite internazionali che può essere molto utile. Aurelio De Laurentiis ha già dato il via libera alle trattative, che possono iniziare in qualsiasi momento. Se le commissioni non saranno esagerate, l'affare può essere concluso presto. Hermoso, 28 anni, ha già giocato ad alto livello nell'Atletico Madrid e nella nazionale spagnola, mostrando la sua qualità difensiva e la capacità di contribuire offensivamente. Con l'uscita di giocatori chiave, il suo arrivo potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per solidificare la difesa del Napoli e dare maggiore sicurezza al settore difensivo. Questa trattativa per Hermoso dimostra l'ambizione del Napoli di rimanere competitivo sia in Serie A che nelle competizioni europee. L'esperienza e la leadership di Hermoso possono essere cruciali per raggiungere i nostri obiettivi nella prossima stagione. Lasciate le vostre opinioni nei commenti, sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per ricevere i nostri video in anteprima. Alla prossima, e forza Napoli sempre!